Sorpresa, emozione e gratitudine si possono sintetizzare così i sentimenti di tutti coloro che si sono visti sbucare questa mattina davanti in bicicletta o se lo sono trovati a fianco come compagno di viaggio in motonave, Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti, tra i cantanti e le star più amate del nostro tempo. Giovanotti, a 2 anni dal grave incidente avuto proprio in bicicletta, è arrivato fino a Chioggia, proveniente dai lidi ferraresi. Chioggia, poi Pellestrina, il Lido di Venezia, quindi Cavallino Treporti, Jesolo e Portoguaro. Questo è il percorso di giornata. Con lui, in questa allegra carovana, anche il campione olimpico di Atene 2004, campione del mondo di ciclismo su strada nel 2006 e 2007 Paolo Bettini. Lorenzo è stato fantastico, selfie, sorrisi, abbracci con tutti. Questo ha raccontato nei suoi canali social. Ci dà un passaggio, dall'altra parte attraversiamo la laguna e adesso andiamo dove? A Pellestrina. E poi c'è Malamotto. Quindi adesso attraversando con dei traghetti arriviamo al Lido, facciamo tutti i lidi di Venezia per arrivare fino a Jesolo. Poi a Jesolo giriamo verso ovest e andiamo verso Portogruaro. Giovanotti e compagni sono arrivati senza alcun preavviso come semplici ciclisti, così come quando hanno fatto colazione al chiosco di Santa Maria del Mare a Pellestrina, in attesa del ferry di linea 11, o hanno bussato alla porta dell'osteria da Mauretto a Malamocco per rifocillarsi. Mentre sistemavo le barche ho visto un gruppo di ciclisti. Vado là per dirgli se avevo bisogno di andare a Pellestrina, con sorpresa mi trovo Giovanotti. Allora ho detto guarda, se vuoi salire con me è gratis, basta che paghi. Sono saliti con me e mi prende a Pellestrina. Una persona squisitissima. La percorriamo tutta, poi prendiamo un altro traghetto, andiamo a Malamocco e poi percorriamo Malamocco e su verso nord. Giovanotti è partito dalla sua residenza di Cortona con l'obiettivo di percorrere 770 km, uno per ciascun giorno trascorso dall'incidente. Venerdì, sempre in bici, la tabella di marcia prevede l'arrivo ai laghi di Levine, dove è atteso per un suo grande concerto in una location unica sabato sera, dove si arriva solo in bicicletta.